Claudio Sadler, cene stellate. Allora, abbiamo risolto il problema delle prenotazioni. Mi sembra che qualche anno fa come dire, c'era chi prenotava e poi magari non si presentava. Ma non ricordo adesso male. Non è cambiato. Non è una cosa che è finita, è una cosa che c'è ancora, purtroppo, quindi bisogna trovare un rimedio a questa malcostume che qualcuno maleducato ancora usa, diciamo, utilizzare, non va bene. Ecco, l'amico Smith mi diceva che c'è un tasto in questo sistema, no, via internet, dove se uno praticamente non si presenta si spinge questo tasto e chiaramente Dying the City viene avvertito e cancella appunto questo cliente, lo mette nella lista nera. Bah, questo io non lo so, mi auguro che con la sua organizzazione questo possa succedere. Comunque voglio dire, a parte questa questione che qui non è che dobbiamo punire o fare cose strane, però l'educazione è una cosa buona, no? Quindi se uno prenota dovrebbe onorare la sua prenotazione o quantomeno fare in modo tale di avvisare quelle 2 ore prima che non viene, perché comunque noi abbiamo bisogno di questo tempo tecnico per poter eventualmente rimpiazzare il tavolo. Bene, Claudio Sadler che aderisce quindi alle cene stellate, questa iniziativa dal 21 al 30, quindi anche a Milano in un ristorante 2 stelle, e quindi cosa ci sarà nel piatto? Ma guarda, noi faremo un menù particolare, quindi, però lo facciamo anche abbastanza diversificato. E poi facciamo queste cose, noi facciamo uno chef table dove le persone vengono, si siedono al nostro tavolo tutti insieme e quindi seguiranno questo percorso con la mia presenza, che sarà tutte le sere a loro disposizione, e gli spiegherò che cosa stanno mangiando e cosa stanno facendo. Un po' una sorpresa, no? Bene, quindi diciamo che questo format che arriva dall'Olanda comunque mantiene... Non è uguale per tutti, ci sono ristoranti che fanno un menù, ci sono ristoranti che fanno un altro tipo di menù e noi facciamo questa 4-5 ristoranti bistellati fanno propongono questo sistema perché c'è un po' più di interazione con i clienti. Poi ci saranno dei 3 stelle, vedremo. So questo, sì. Non sono io che ho organizzato, io so quello che devo fare io. Ecco, no, sembra che in Olanda comunque sia che siano 3, che siano 2, comunque aderiscono. In Italia ancora non si sono sbloccati, ma comunque è un'iniziativa valida. No, tutto quello che serve per fare conoscere il nostro lavoro, il nostro operato funziona, e quindi soprattutto noi siamo a disposizione delle persone che vogliono venire a mangiare nei nostri ristoranti. Diamo la massima disponibilità e il massimo piacere che possiamo creare con il nostro lavoro. E in Oriente come stiamo andando con i Sadler orientali? No, adesso non c'è più niente in Oriente, io non ho più locali in Oriente. I miei contratti sono decaduti, quindi non sono stati poi riconfermati. E quindi concentrati su Milano, Solo Milano. C'è il ristorante 2 stelle miste, c'è anche una trattoria. Poi c'è la trattoria a fianco che è la Chic and Quick, che mi piace molto. Altre cose, sentivo parlare di un albergo, di un ristorante in hotel. Non si sa. No, però non lo so, lo vedremo. Bene, no, noi speriamo, anche perché magari oltre che mangiare è piacevole bere, no? Un buon vino, certo. E magari riposare. L'albergo è un luogo dove un ristorante ci sta molto bene in questo momento in cui la situazione economica è complicata, e poi comunque è un momento che gli alberghi capiscono che la ristorazione di qualità aiuta comunque a sollevare anche le sorti degli alberghi. Un piatto di Sadler del momento. Ma quello che facciamo qui quest'oggi? Beh, qui per la presentazione c'è un dessert, sì, quindi pensare a Sadler un dessert, magari uno pensa più, un piatto di pesce, che poi non è detto, può essere anche un piatto vegetariano certe volte. Sì, quello che vuoi, no? Ad esempio può essere, un'insalata di carciofi in olio cottura con delle animelle dorate, un croccante di farina di grano arso con del formaggio caprino
all'erba cipollina, è un piatto gradevole con un tocco leggero di liquirizia, quindi questo è un piatto che esce in questi giorni nel nostro menù e speriamo che possa avere successo. Questa è l'ultima novità, ma Stadler ormai sono decenni insomma, Ormai che cucina, ma qual è un piatto che è veramente rimasto? I piatti che sono rimasti ce ne sono tanti, no? Per dire, non so, i ravioli di melanzane e mozzarella con il filetto di pomodoro che poi è diventato un must per molti ristoranti, oppure non so, il nostro salmone in crosta di semi di papavero che è iniziato poi a essere utilizzato anche per altre cose. E poi ho fatto 6 libri, quindi di ricette te ne posso dire quante ne vuoi, non è che ce n'è una, perché un cuoco ne fa tante È una a cui Claudio Sader è legato particolarmente, ci sarà. Ma c'è la padellata di crostacei con la salsa al dragoncello, patate croccanti, carciofi che stiamo facendo in questo momento, che è un piatto di piacere, però molto semplice e che accontenta tutti i gusti.